Da ieri tutto il Veneto è rosso, colpa dello smog, delle polveri sottili nell'aria, sporca a livelli che non si vedevano da anni, un accumulo che dura da settimane e che, anche a causa delle scarsissime piogge, rimane agganciato alle città e non c'è vento che spazzi via la coltre di smog. Il colore rosso richiama l'emergenza, rosso come i livelli d'allarme previsti dalle ordinanze dei comuni con le restrizioni alla circolazione, ma rosso anche come la mappa pubblicata dal bollettino sulle PM10 sul sito dell'ARPAV. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 24 febbraio 2023. La prima notizia del giorno riguarda l'inquinamento record, il Veneto in rosso. Rassegnati allo smog è il titolo sul Corriere del Veneto dell'articolo di Silvia Madiotto che racconta delle ordinanze in molti comuni veneti, tra però pochi controlli e divieti ignorati. L'assessore regionale all'ambiente Bottaccin dice è falso che non si stia facendo nulla. Nel frattempo però il sito dell'ARPAV trasforma il colore rosso in numeri. Ieri anche la centralina di Belluno, solitamente esclusa dagli allarmi più severi, registrava valori di PM10 superiori alla soglia prevista a livello europeo. Dovrebbero rimanere sotto i 50 microgrammi per metro cubo d'aria e invece erano 110 a Verona, 105 a Vicenza, 99 a Padova, 85 a Venezia, 84 a Rovigo, 74 a Treviso e 62 a Belluno. Il capoluogo più a nord è l'unico attualmente che non ha ancora registrato e raggiunto la soglia 100, che significa il doppio del limite. Vicenza in questi giorni è arrivata a 130, quasi il triplo, il 17 febbraio, 128 a Treviso il 29, il 19. La difesa d'ufficio è sempre la stessa, la pianura padana è una conca di inquinamento fra le peggiori d'Europa. Eppure, scrive Silvia Madiotto, sì, ci sono state le ordinanze riattivate dopo le vacanze di Natale, i blocchi del traffico, le domeniche ecologiche una volta al mese, che però sono ristrette a un pugno di strade, non coprono tutto il territorio comunale, altrimenti si sa la gente protesta e ci rimettono i sindaci che ormai le inseriscono in calendario quasi per formalità. Così finisce che le ordinanze e i divieti vengono per lo più ignorati, dato che i controlli sono sporadici, e finisce che le domeniche ecologiche sono più un disturbo che un giorno di riflessione per sperimentare nuove forme di mobilità. I comuni fanno quello che possono, ma l'emergenza ormai va oltre la capacità di fermarla. Se ci si mette di mezzo pure il cielo, che non regala più una goccia d'acqua per pulire l'aria, ecco, questo è il risultato, queste le parole della giornalista sul Corriere del Veneto di oggi. Continua quindi l'allerta smog e l'allerta PM10. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, perché connessa naturalmente alla situazione dell'inquinamento atmosferico c'è anche l'allerta siccità. E allora sui quotidiani del gruppo Gedi troviamo un articolo dedicato proprio a questo, un'intera pagina, a dire la verità, dedicata al problema della siccità in regione. Nuovo piano di sicurezza idrica, alleanza fra 13 gestori veneti. Valutiamo i rischi su tutta la filiera, prevedendo interventi in caso di carenza d'acqua e per tenere elevata la qualità. Insomma, il nuovo piano prevede dei meccanismi da adottare in caso di carenza d'acqua per evitare che le case ne restino sprovviste. Sì, perché le diverse reti idriche verranno connesse perché gli altri gestori possono intervenire nel caso che uno di questi sia sprovvisto d'acqua. Una ipotesi tutt'altro che remota, perché la crisi d'acqua sta bussando alle porte del 2023. Non è più una novità come lo era stato l'anno scorso, quando la siccità aveva messo in ginocchio un intero settore, quello dell'agricoltura, rivelandosi come uno dei campanelli d'allarme più
pericolosi del nuovo cambiamento climatico. E quest'anno le previsioni sono drammatiche. Già nelle scorse settimane era uscito un primo studio che parlava di un rischio addirittura legato alla disponibilità di acqua potabile per alcune zone del Veneto per la prossima estate. Oggi invece sul Corriere del Veneto la notizia di un report della CIA, l'Associazione degli Agricoltori del Veneto. Se dovesse perdurare questa siccità, il settore primario, quindi l'agricoltura, disporrebbe di acqua per le irrigazioni solo fino alla metà di maggio. I presupposti restano pessimi, come illustra la stessa ARPAV. Nei primi 15-20 giorni di febbraio sono caduti mediamente 0,5 mm di precipitazione, quando il valore medio tra il 94 e il 2002 dell'intero mese è stimato in 60 mm. I fiumi sono in secca, sostanzialmente inferiori del 26% rispetto alla media, i livelli dell'Adige. Il Brenta registra il meno 37%, il Po a Ponte Lagoscuro il meno 56%, il Bacchiglione addirittura il meno 68%. Insomma, fiumi al minimo storico, non c'è più acqua, e questo naturalmente è un problema, è una preoccupazione per il futuro, perché nulla fa sperare che la situazione possa migliorare. Voltiamo pagina, adesso ci occupiamo di sanità. La fuga dalle scuole di specializzazione, un posto su 4 resta senza studenti mentre continua la lotta per l'aumento delle borse. La notizia sul Corriere del Veneto in un articolo di Michela Nicolussimoro, dove si riferisce del dossier, un'indagine condotta dalla NAO Assomed, sigla dei medici ospedalieri, secondo la quale restano liberi 642 assegni su 2757. Nel dettaglio di questi assegni che restano vuoti, 457 non sono stati mai richiesti, 185 sono stati lasciati a metà strada. Secondo Luca Barutta, segretario regionale della NAO Assomed, i laureati in medicina lasciano le specialità che non consentono la libera professione oppure diventano dottori di famiglia. La notizia anche sul Gazzettino di oggi, in un articolo di Angela Pederiva: medici a nord-est persi 937 futuri specialisti, scappano dallo stress. L'analisi di NAO Assomed sui contratti assegnati, non assegnati o abbandonati nel 2021-22, nella fuga il Veneto è secondo in Italia per numeri assoluti. In Friuli Venezia Giulia è sciupata una borsa su 3. Spaventa il futuro in pronto soccorso, terapia intensiva e sala operatoria, si cercano guadagni in libera professione, questo secondo ANAO Assomed. Pesa l'effetto Covid sui reparti, si preferisce diventare oculisti, chirurghi plastici e dermatologi. Ieri in Commissione regionale sanità c'è stato un confronto con l'assessora veneta Manuela Lanzarin sul tavolo le liste d'attesa, recuperate secondo i dati dichiarati dalla regione all'83%, segnalate ancora criticità però per le prime visite oculistiche e ortopediche. Insomma, il quadro è quello di una sanità pubblica sempre meno attrattiva, con i medici specializzandi che fuggono verso appunto specialità nelle quali è prevista la libera professione. E comunque c'è questo dato del 23% delle borse di specializzazione che in Veneto vengono abbandonate oppure addirittura non assegnate, 642 borse su 2757. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi parlando di pace. Il Veneto scende in piazza per la pace, un fine settimana di marce, preghiere e fiaccolate, mentre dal febbraio 2022, quindi nell'ultimo anno, sono stati accolti 22.000 profughi dall'Ucraina e continuano ad arrivarne una decina al giorno. La regione ha raccolto 900.000 euro di donazioni, ha inviato farmaci e attrezzature. Ci sono le dichiarazioni del vescovo di Padova Claudio Cipolla: restiamo vigili e coltiviamo il nostro pensiero critico, e c'è anche una dichiarazione del presidente della regione del Veneto Luca Zaia, parole molto chiare, dice Zaia: ora tacciano le armi. La notizia sul Corriere del Veneto, assieme al business, così c'è scritto, legato diciamo al conflitto, insomma si parla dei dati economici che
dipendono dalla guerra in Ucraina. Confartigianato fa i conti, c'è stato un duro colpo per il nostro export, si riferisce al Veneto, la politica favorisca la fine delle ostilità. Confindustria chiede un piano per la ricostruzione, le imprese temono l'escalation sul fronte e avvertono: abbiamo già perso 1 milione di euro al giorno. 267 milioni di euro sono stati persi nei primi 9 mesi del 2022 dalle imprese venete in termini di esportazioni verso la Russia e l'Ucraina a causa dell'invasione dell'esercito di Putin. Il calo è pari al 21,8%. 1,3 miliardi di euro, la cifra che aveva raggiunto l'export del Veneto verso la Russia, 368 milioni verso l'Ucraina, con una crescita dell'8% e del 24% rispetto a 15 anni fa. Le importazioni dalla Russia si fermavano a quota 54,7 milioni di euro, 688 milioni di euro invece dall'Ucraina. Questo sul Corriere del Veneto di oggi per quanto riguarda il primo anno di conflitto in Ucraina. Invece sul quotidiano del gruppo Gedi una pagina dedicata al caos profughi. 14.200 in Veneto appunto in quest'anno, un anno di accoglienza tra disagi, abusi e disservizi. Insomma, Enrico Ferro racconta la denuncia delle associazioni secondo le quali i profughi ucraini sono stati abbandonati a loro stessi. Entro inizio di marzo infatti scadranno i permessi di soggiorno e ci sono tutta una serie di altri problemi legati appunto all'accoglienza dei profughi dall'Ucraina, con le associazioni che in qualche modo denunciano una grande attenzione iniziale nelle prime fasi del conflitto, quando poi è arrivato la maggior parte delle persone in fuga appunto dalla guerra. Poi nei mesi l'attenzione però è calata e i problemi si sono accumulati. L'articolo di Enrico Ferro sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi. Le ultime notizie flash: la prima riguarda il mistero Toffanin, sul Gazzettino l'inchiesta che si è riaperta a Padova sull'omicidio di Matteo Toffanin il 3 maggio 1992, 23enne vittima di mafia. Oggi sono indagati per l'omicidio i sicari di Felice Maniero, Andrea Battacchi e Sergio Favaretto. Anche Faccia d'Angelo, cioè Felice Maniero, il capo della mafia del Brenta, verrà sentito dai PM. I due sicari avrebbero ucciso per sbaglio il ragazzo, volevano colpire un complice per questioni di denaro. L'articolo di Marco Aldighieri sul Gazzettino di oggi, e c'è anche l'intervista firmata da Nicoletta Cozza a Cristina Marcadella, la fidanzata della vittima innocente di Matteo Toffanin. Quella notte del 92 fu ferita alle gambe. Dice Cristina Marcadella: mi piace pensare che Matteo ci aiuterà a scoprire la verità. E poi racconta la sua storia: anni per superare lo shock, lontana da Padova, devo convivere con il dolore. Ora è tornata a Padova appunto Cristina Marcadella qualche anno fa. Conta ancora: ho capito subito che era morto, non sapevo se sarei tornata a camminare, quando ne parlo la ferita si riapre. Se mi trovassi davanti gli assassini vorrei chiedere perché hanno accettato di uccidere Bonaldo, cioè il probabile obiettivo reale dei killer, quello appunto persona per la quale sarebbe stato scambiato Matteo Toffanin. È dispiaciuto e lo dice soltanto adesso, chiede Cristina Marcadella. Insomma, l'intervista va avanti appunto sulle pagine del Gazzettino. Infine, l'ultima notizia di oggi riguarda un altro processo, una sentenza. Siamo a Verona, dove il comune vietò i manifesti degli atei, o meglio della UAR, l'associazione l'Unione degli Atei e degli agnostici razionalisti. Secondo i giudici l'associazione dovrà essere risarcita. Era un ricorso della UAR contro l'ex giunta Tosi. La Corte dà ragione appunto all'associazione degli atei
agnostici razionalisti, parla di discriminazione, il comune dovrà pagare 50.000 euro. Nel 2013 il comune di Verona vietò la fissione dei manifesti che promuovevano l'attività dell'Unione Atei Agnostici. Dopo 3 processi l'organizzazione ha vinto il ricorso e la Corte d'Appello ha condannato il comune a risarcirli con 50.000 euro. L'ateismo è una fede, spiega noi giudici, significa credere nell'assenza di Dio, quindi agli stessi diritti delle religioni. Così, insomma, secondo appunto la magistratura. L'articolo di Andrea Priante sul Corriere del Veneto di oggi. E per questo venerdì è tutto. Sveglia Veneto torna lunedì prossimo come sempre. Nel frattempo a tutte e tutti voi un buon fine settimana.